Benissimo amici, il mio più cordiale buona giornata, buongiorno, buon di tutto, tanta felicità da parte mia. Eccoci qua con la nuova versione dell'oroscopo, o meglio dire carte oroscopo. Perché carte oroscopo? Perché io vado attraverso una lettura di carte ad andare a vedere segno per segno quello che vi succederà durante la settimana, perché si tratta dell'oroscopo settimanale. Ciò vuol dire, quest'oggi andiamo con la lettura dell'oroscopo del 29 giugno al 5 luglio 2020, va bene? Dal 29 giugno al 5 luglio 2020. Ok? Allora, prima di iniziare con la lettura segno per segno, volevo ricordare a tutti quanti voi che se avete bisogno di un consulto in privato riservatamente, potete chiamarmi ai numeri che vedete sopra impresso, costo consulto privatamente 30 euro. Per tutti quelli che hanno bisogno di un ritorno d'amore, un legamento d'amore, via via, potete tranquillamente contattarmi. Dopo avermi raccontato la vostra storia, io vado ad analizzare il vostro problema e se si può, attenzione perché non sempre si può intervenire, se si può intervenire io andrò a dare l'istruzione di come è possibile intervenire, cosa si deve fare, quali sono i costi, qual è la tempistica e tutto quanto, ok? Se avete bisogno di me chiamatemi, non ci sono problemi. Andiamo con l'oroscopo settimanale dal 29 giugno al 5 di luglio 2020 e andiamo col segno dell'Ariete. E noi andiamo a vedere cosa ci riservano le carte per voi tutti, va bene? Andiamo col segno dell'Ariete, vediamo un po' cosa ci dicono. Allora, per il segno dell'Ariete, per voi non ci sono previsti grandi novità sentimentali per questa settimana, perché abbiamo la carta che ci indica noia, ci indica imprevisti sentimentali per questa settimana, ok? Quindi se siete impegnati o avete una relazione dovete evitare ogni tipo di discussione, perché è la settimana non positiva. Sono stato chiaro? Quindi non per niente un bel periodo per litigare con il partner. È un bel periodo, meglio dire un bel periodo per litigare, quindi dovete fare molto attenzione questa settimana perché ci saranno dei diverbi col vostro compagno, col vostro partner. Dovete fare molta attenzione. Cercate soprattutto di evitare di discutere, anche perché voi siete un carattere che volete sempre avere ragione, diciamola tutta, e quindi questa settimana ci saranno degli scontri solo verso il giorno giovedì, ci può essere un chiarimento totale tra voi e il vostro partner, perché mi esce la carta della fortuna. Notizia in arrivo tramite messaggi, può essere un messaggio Messenger, può essere WhatsApp, Instagram e via via. C'è una notizia favorevole giovedì, ok? Quindi occhio ed cercate di allontanare delle pettegolezze anche a carattere amichevole, perché ci sono anche degli amici che potrebbero ostacolarvi un pochettino in questo, attenzione, perciò fate molto attenzione. Nella sfera lavorativa, che l'abbiamo qua in queste 4 carte, la sfera lavorativa sarete davvero pieni di buone energie, se vogliamo dirla tutta. Nonostante ciò evitate di essere troppo ambiziosi, perché
per quanto riguarda il rapporto con i colleghi, oppure tutto sfocerà in un batter d'occhio. Dovete anche qua, a carattere lavorativo, guardarvi, riguardarvi. Che vi devo dire? È una settimana no, una settimana un po' complicata, ok? Quindi purtroppo dovete pazienziare questa settimana, un po' in tutto. Quindi occhio, rilassatevi al massimo e sappiate che è una settimana non positiva per voi. Ed era così il segno dell'Ariete. Ora andiamo con il segno del Toro. Il segno del Toro, vediamo cosa ci dice il Toro. Vediamo un po'. Facciamo una mischietina di carte. E vediamo un po' il Toro cosa ci comunica. Allora, ascoltatevi bene, voi del segno del Toro abbiamo una settimana piena di entusiasmo, ok? È in arrivo qualcosa di nuovo, sono stato chiaro, qualcosa di nuovo. Questa settimana infatti è probabile qualche nuova conoscenza che potrebbe anche divenire qualcosa di interessante nel futuro. Quindi una nuova conoscenza che potrebbe sfociare in un qualcosa importante per quanto riguarda il futuro. Quindi se siete in coppia invece vedrete questa settimana il vostro compagno molto legato a voi, cioè praticamente vi gironzola intorno, vi cerca di coccolarvi, cerca di darvi passionalità, quello che voi stavate cercando, ok? Quindi è una settimana molto positiva a carattere sentimentale per voi in coppia. Per i single ci sono momenti un pochettino delicati, perché voi vi trovate come su due strade, non sapete quale di quella prendere, o meglio dire, state pensando un pochettino quale fiore raccogliere. Dovete decidere bene, chiedete al vostro cuore quello che più vi sta, diciamo, dentro, accanto, psicologicamente e sentimentalmente. Quindi ci saranno buone possibilità a carattere sentimentale per voi single. Per quanto riguarda invece il lavoro, lo troviamo in queste ultime carte. Durante questa settimana non avete tanta voglia di impegnarvi sul fronte lavorativo. Soprattutto dopo lo stress accumulato nell'ultimo periodo, se è possibile cercate di prendervi qualche giorno di pausa per concentrarvi anche su voi stessi e sui rapporti a cui tenete davvero. Questo vi aiuterà molto a riflettere, quindi ci sarà anche un accordo con qualcuno che riguarda il vostro lato lavorativo. E così era la lettura del segno del Toro. E andiamo avanti con il segno dei Gemelli. Va bene, vediamo un po' i gemelli. Voi gemelli che siete un pochettino stanchi ultimamente, non sapete nemmeno voi cosa volete dalla vita, siete sempre in cerca di novità. Allora, vediamo cosa dicono per voi le carte per quanto riguarda il segno dei Gemelli per questa settimana. Allora, ascoltatemi bene, questa settimana non sperate troppo in belle notizie per quanto riguarda il rapporto di coppia.
vedo la malafede nella coppia. Malafede, ciò vuol dire che non siete abbastanza soddisfatti nella sfera sentimentale di coppia, vi state solamente illudendo ultimamente, ok? Vi state illudendo ultimamente. Non è sicuramente un momento semplice per la vostra dolce metà, questo è chiaro per voi che vivete in coppia. È molto probabile che se siete impegnati sentimentalmente, in questo periodo vi troviate ad affrontare delle discussioni, anche pesanti, attenzione, col vostro partner. La soluzione ai problemi non è sempre facile da trovare, quindi dovete bene valutare e bene capire come comportarvi, quale deve essere il vostro comportamento per alleviare questa settimana di calo morale, psichico e sentimentale. Chiaro? Solo verso venerdì ci sarà una possibilità di un nuovo approccio che vi farà vedere il mondo sentimentale diversamente. Per voi single ci saranno momenti molto passionali. Complimenti per voi single. Nel lavoro invece, e lo troviamo in queste 4 carte, 5 carte qui, l'ultime, i vostri progetti vi aiuteranno ad affrontare questa dura settimana, soprattutto se siete molto presi da vicende amorose, complicate da affrontare, ok? Impegnatevi al massimo, fate comunque attenzione a chi lavora insieme a voi, perché siete un po' invidiati. Forse qualcuno potrebbe non sopportare alcuni lati del vostro carattere, ma voi fregatevene, è la cosa migliore. Ed era così il segno dei gemelli. Adesso andiamo col segno del cancro. Va buono? Andiamo a dare una mischietina alle carte e vediamo il cancro cosa ci dice. Allora, voi del segno del cancro, e allora, questa è una settimana molto interessante, attenzione, molto interessante, perché potrete godervi ogni tipo di emozione e sentimenti insieme a chi vi sta vicino. Quindi è una settimana piena di emozioni, sentimenti, coccole e tanto affetto. Quindi è una buona settimana sotto all'aspetto sentimentale. Pare proprio che le stelle vi baceranno in questo periodo. E d'altronde voi siete nati in estate e finalmente è il momento giusto per dedicarsi al partner. Magari potete decidere di organizzare qualcosa insieme per alimentare ancora di più la relazione e la complicità. Occhio, questo è il diavolo, l'invidia, la cattiveria. Ci sono persone che sono molto invidiosi per quanto riguarda voi. Chiaro? Quindi fate bene attenzione in questo. Verso la giornata di sabato ci sarà una novità assoluta, un piccolo spostamento, un viaggetto che vi farà passare una giornata, un fine settimana favorevole sotto l'aspetto sentimentale. Mentre per il lavoro, anche sul piano professionale, vi sentite al top, è il momento perfetto per agire o fare dei passi in avanti, ok? Quindi occhio e godetevi anche il lato lavorativo. E andiamo avanti con il segno del leone e vediamo questo segno del leone cosa vi dice. Allora, andiamo.
Allora, il leone, in amore non sarà una settimana troppo semplice in amore, non sarà una settimana troppo semplice in amore, ok? Se siete impegnati in diciamo, in una nuova relazione amorosa, è infatti molto probabile che possiate discutere con il vostro partner. Quindi occhio e attenzione. Per fortuna però, per fortuna non si tratta di problemi impossibili da risolvere, quindi siate positive e cercate di chiarire, soprattutto se ci tenete davvero a questo rapporto. Ok? Vi siete un po' incarbugliati, vi siete un pochettino complicato un po' la vita, però io dico che con l'arrivo del giorno venerdì ci sarà un accordo, qua le carte vi danno un accordo con ricchezza sentimentale, attenzione, quindi finirà la luna negativa per entrare la luna positiva, quindi ci sarà un accordo fatto di serenità. Fino a venerdì non cambia assolutamente niente. Sul lato lavorativo invece questo è il periodo in cui sarà facile concentrarsi sui progetti, perché le energie e le stelle sono dalla vostra parte. Io dico che le occasioni non mancheranno questa settimana, ma è opportuno che siate determinati sul lato lavorativo. E così abbiamo accontentato un po' il leone, il segno del leone. Adesso andiamo con la Vergine, vediamo cosa dicono le carte per voi della Vergine per questa settimana. Vediamo un po'. Vediamo. Allora, questa settimana è piuttosto ricca di pensieri e dubbi per voi nati sotto questo segno. Se avete una persona al vostro fianco, forse iniziate a non fidarvi, non vi fidate più di tanto come una volta. Come mai? C'è qualcosa in voi che non va, o ve ne siete accorti di qualcosa che sta andando non al modo giusto, avete bisogno di qualche conferma, ok? Quindi occhi aperti questo periodo complicato, potrebbe anche essere determinato per prendere una decisione seria sulla storia d'amore. Comunque nulla di irrisolvibile. Provate a parlare col vostro partner, provate a chiarire col vostro partner, chiarite questa situazione e vedrete che le cose possono anche cambiare. Giovedì ci sarà un litigio un bel po' pesantuccio, fate bene attenzione, fate bene attenzione. Per voi single vedo una novità, attenzione, una novità giorno mercoledì, un approccio nuovo che vi riempirà il vostro cuore di gioia. Sul lato lavorativo invece questa settimana non ci saranno troppe novità, ma se avete intenzione di raggiungere ancora i vostri sogni o i vostri obiettivi dovete sempre impegnarvi al massimo, se no non avrete assolutamente nessuna novità, tutto rimarrà tale quale, ok? Benissimo, e andiamo con la bilancia. Vediamo un po' la bilancia, cosa dicono le carte. Allora, amici del segno della bilancia, se siete impegnati, attenzione, se siete impegnati a livello sentimentale,
questo periodo non sarà uno dei più facili da affrontare. Siete molto impegnati sul lavoro, tanto che potreste avere qualche giornata non favorevole. Ok? È sicuramente il caso di non trasmettere stress e nervosismo anche nei confronti del vostro partner, perché questo potrebbe causare dei seri problemi nel rapporto. Fate attenzione. Per voi single ci sarà una partenza dove incontrerete una persona che vi innamorerete durante questa partenza, questo spostamento. Ok? Auguroni per voi. Sul campo lavorativo invece questa settimana sarà particolarmente interessante dal punto di vista professionale e infatti è probabile che vivete i primi giorni al massimo dell'energia, poi cambierete un po' umore nell'ultima parte della settimana. Ok? Occhio. Ed ecco qua abbiamo fatto la lettura dell'oroscopo della bilancia per questa settimana. Spero che questo carte oroscopo, come io chiamo, vi siano veramente utili. Andiamo con il segno dello Scorpione, vediamo cosa dice lo Scorpione. Allora, voi dello Scorpione forse avete in mente una persona o una situazione che vi fa pensare al passato, qualcosa del passato che vi ha rimasto il segno e che ogni tanto voi pensate, ok? Fate attenzione ad avere sempre questi pensieri in mente perché potrebbe portare dei problemi al rapporto di coppia, ok? Ci potrebbero essere dei problemi a carattere sentimentale nella coppia, perché se voi pensate a qualcuno del vostro passato è chiaro che chi vi sta accanto se ne accorge e quindi potrebbe trasmettere energie negative, chiaro, no? Quindi distraetevi e magari organizzare qualche momento particolare da trascorrere con il vostro partner, vi farà sentire meglio e vi farà dimenticare un po' il passato. Occhio a fine settimana, la giornata di sabato sarà una giornata ricca a vostro favore, ne potete approfittare. Approfittatene unitamente al vostro partner per passare una giornata favorevole. Voi single avete un momento decisivo da prendere una decisione a chi scegliere perché avete due situazioni in bilico, quindi dovete scegliere la persona che più vi sta a cuore. Nel campo lavorativo invece è da tempo che avete parecchi pensieri per la testa. Questa settimana aumenteranno ancora di più, ok? Sicuramente è necessario non portare tutte queste intense riflessioni sul posto di lavoro, se no potreste creare scombino anche a carattere lavorativo. Va bene? Allora, era così lo Scorpione. E adesso andiamo col prossimo segno, che è il Sagittario. Vediamo il Sagittario cosa riserva. Vediamo cosa dicono le carte per il Sagittario. Allora, Sagittario. Sagittario, ecco qua. Allora, starmi bene a sentire, per voi del segno del Sagittario sarete un po' pigri nel rapporto di coppia, ed è legittimo che il partner non apprezzi il vostro atteggiamento. Questo modo di fare diverso forse vi porta un po' a dei scombini perché non sapete nemmeno voi cosa volete.
forse siete troppo presi dal lavoro. Occhi aperti, perché questo potrebbe cambiare la relazione nel rapporto con chi vi sta accanto. Non rovinate tutto, cercate di essere più affettuosa, più coccolosa, più amorevole. Questo vi aiuterà nel rapporto. In questa settimana ci saranno dei litigi, attenzione, occhi aperti, per venerdì, però poi tornerà in serata, tornerà la normalità. Per voi single vedo una notizia, vedete la carta della notizia, vedo una notizia in arrivo, o un messaggio, una telefonata da parte di una persona che fa parte del vostro passato, ok? Quindi si rifarà viva. Nel lavoro questo potrebbe essere una settimana interessante, oltre che decisiva. Potreste scegliere qualche giorno di pausa per riflettere, anche perché ci sono delle proposte e delle occasioni, quindi non mancherà né le proposte né le occasioni lavorative. Quindi auguro anche per quanto riguarda il lato lavorativo. E adesso andiamo col segno dello Scorpione e vediamo cosa dicono le carte per voi del segno dello Scorpione. Allora, Scorpione, vediamo per voi scorpioncini come state messi questa settimana. Vediamo se state bene o state rovinati. Ecco qua. Allora, per voi dello Scorpione abbiamo, in questa settimana vi dedicherete più, diciamo quasi totalmente alla vita di coppia, siete presi sentimentalmente alla vita di coppia ed diciamo che andrà ottimamente bene, perché dedicherete un po' di più alla famiglia in generale, se avete anche dei figli o comunque dei parenti. Questo approccio e questo particolare interesse sicuramente porterà a qualcosa di positivo con il partner. Aspettatevi delle belle nuove sorprese nel rapporto. Una bellissima settimana per voi. Single, viaggio in giro, quindi sta settimana vi darete pazza gioia per viaggiare e per spostarvi. Sul lato lavorativo sembra proprio che questa settimana non sarà facile da affrontare a livello lavorativo, per cui dovete metterci tutto l'impegno possibile per dare il massimo a carattere lavorativo. Ed era lo Scorpione. Adesso andiamo col segno dell'Acquario. Vediamo l'Acquario cosa tiene conservato. Che succederà per l'Acquario? Cosa succederà per l'Acquario? Vediamo. Acquario. Allora. Amici, per voi del mio canale, a breve ci sarà una bella diretta, perché non ci sentiamo in diretta da un bel pezzo. Allora, per voi dell'Acquario, settimana che porterà delle buone nuove dal punto di vista amoroso, per voi nati sotto questo segno. Per quando questo periodo infatti potrebbe dedicarvi alle passioni. Sarà una settimana passionale e piena di sentimenti. Se qualcosa non andava bene con il partner, potete sperare finalmente un cambiamento positivo. Una ritrovata complicità vi renderà felici. Buone stelle anche per i single che possono sperare in una nuova conoscenza. Auguroni. Nel campo lavorativo invece, se in amore tutto sembra andare nel verso giusto, sul lato professionale potrebbe esserci qualche perplessità. Possibili problemi sul posto di lavoro potrebbe nascere da un complicato rapporto con i colleghi. Quindi cercate di pazienziare, perché nel campo lavorativo c'è sempre un po' di invidia. E infine il segno dei pesci, andiamo a vedere i pesciolini come stanno messi questa settimana, come stanno messi.
Allora, ecco qua i pesciolini, ultimo segno dello zodiaco. Vediamo voi dei pesciolini. Allora, ascoltatemi bene, pesciolini, la voglia di esprimere la vostra opinione sempre e comunque potrebbe portarvi a qualche problema per quanto riguarda i rapporti. La dovete smettere di fare i saputelli e di prendervi sempre le vostre ragioni, cercate di capire quando avete ragione e quando avete torto. Probabilmente è il caso che vi concentriate anche su altro, perché sarà fatto semplice chiarire o affrontare delle discussioni nate proprio per colpa di un pensiero troppo superficiale. Ok? Questa settimana dovete concentrarvi sul rapporto, dare amore, affetto e coccole, perché il vostro partner ne sente il bisogno. Venerdì giornata favorevole su tutti gli aspetti, perché le carte mi danno un giorno molto decisivo e positivo. Per voi single ci sarà un rapporto con una persona, cioè o meglio inizierà un rapporto con una persona che riguarda il vostro passato. Sul lavoro invece, se questa settimana i rapporti con gli altri non saranno favoriti, sicuramente potete contare sul vostro lavoro, impegnarvi in un progetto e in una iniziativa che vi farà divagare un po'. Ok? E così erano i 12 segni che riguarda l'oroscopo, le carte oroscopo come io le chiamo, va bene? Allora, che dirvi amici, se vi è piaciuto questo oroscopo condividetelo con i vostri amici, ok? Quindi noi ci sentiremo per la prossima settimana con il nuovo oroscopo. Quindi buona settimana a tutti e vi auguro tanta felicità e che le stelle siano sempre con voi. Un bacio a tutti quanti voi.